Paura, timore e angoscia per la mia famiglia, il mio ex marito, mia madre e pure il mio avvocato per le dichiarazioni di Giancarlo Bugea di indignazione nei miei confronti. L'ex avvocato Angela Porcello, in carcere da 1 anno e mezzo nell'ambito dell'operazione Xidi che ha disarticolato il nuovo mandamento mafioso di Canicattì, facendo emergere i forti legami con i vertici della cupola siciliana, torna a parlare. La 52enne, cancellata dall'ordine degli avvocati dopo l'arresto con l'accusa di essere la consigliere e cassiera del clan, strumentalizzando la sua figura di avvocato dopo la bocciatura dell'inserimento nel programma di protezione per la scarsa consistenza delle sue rivelazioni, torna all'attacco e annuncia di essere nelle condizioni di fare nuove rivelazioni su omicidi, traffici illeciti e gestione di latitanti. Lo ha fatto leggendo in aula una lettera di 3 pagine scritta a stampatello, con cui chiede a PM della DDA di Palermo di proteggere lei e i suoi familiari. Questo perché Bugea, l'imprenditore mafioso a capo della Cosca, suo ex compagno con cui avrebbe condiviso anni di gestione delle dinamiche mafiose, avrebbe lanciato alla precedente udienza, rendendo dichiarazioni spontanee, messaggi di istigazione ai suoi danni.